Ci spostiamo invece a Milano per l'Expo. La giornata è dedicata, e l'attenzione di tutti è dedicata alla visita della premier tedesca Angela Merkel, che incontrerà il nostro Presidente del Consiglio Matteo Renzi questo pomeriggio tra i padiglioni di Italia e della Germania, ma per noi c'è anche Antonella Prigioni che sta seguendo anche altre iniziative che hanno invece a che fare con il Veneto. Antonella, buongiorno. Buongiorno Alessandra, sì, qui siamo all'Expo di Milano dove tu giustamente hai anticipato, c'è molta attesa perché arriverà nel pomeriggio Angela Merkel, la cancelliera tedesca, ha anticipato di un giorno la sua visita qui all'Expo perché dovrà partire per il Brasile, sarà accolta dalla premier Matteo Renzi, Presidente del Consiglio. Tra l'altro è una delle ultime visite di capi di Stato qui all'Expo di Milano, quindi c'è molta attesa per questa visita. Come dicevi tu, io sono qui all'Expo anche perché oggi inizia la settimana del Made in Veneto, prodotti agroalimentari del nostro territorio che vengono presentati all'esposizione universale, un'iniziativa di Coldiretti che nella fattispecie ha iniziato con Coldiretti Padova, che ha proposto insieme alla cooperativa Giotto, la cooperativa dei detenuti del Due Palazzi, il famoso panettone abbinato ad un gelato realizzato invece con il latte delle mucche delle stalle dell'Alta Padovana e la frutta a chilometro zero del territorio della Bassa Padovana. Quindi è un orgoglio agroalimentare veneto che andrà avanti per tutta la settimana e noi oggi stiamo documentando le proposte di Padova. È tutto, ti restituisco la linea da Milano.